posizione giudicata regolare. Hakimi, il Paris è in vantaggio. Grande azione del Paris, bisogna dire, ma c'era Di Marco che teneva tutti in gioco nettamente, quindi Paris in vantaggio al minuto 12. Dembélé sul plus, attende l'inserimento che arriva dalla parte opposta di Doué, deviazione 2-0. Deviazione di Di Marco e il Paris è in vantaggio per 2-0. Si va a vedere Doué che va in profondità, il pallone per lui, Doué in area di rigore, 3-0 Paris. Doué, Kvaratskhelia in area di rigore, 4-0. Forse fuori gioco qui di Barcola, dentro ancora, 5-0. E l'arbitro dice che basta così. Il Paris Saint-Germain batte l'Inter per 5-0 e si aggiudica la Champions League.